Hola amigos! Buonasera ragazzi, salve wagyu! Allora, ho deciso di fare questo video perché ho visto la partita Milan-Sampdoria e volevo un po' sfogarmi di certa forma. Ragazzi, allora, prima di tutto iscrivetevi al canale, è sempre Forza Napoli. Vabbè, comunque l'argomento chiave è l'errore di Donnarumma. Ragazzi, non si può commettere un errore così, un portiere della nostra amata nazionale. Come si fa? Ma come si fa a fare un errore così? Madonna. Come stanno i tifosi del Milan? Se volessero mangiare hanno ragione, perché un errore così che ti complica, ti condiziona una partita che poi le perse, può essere tipo lo stesso, non si sa, ma tu fai un errore così, no? Se non stai concentrato, sì, errore di concentrazione, va bene, errore di concentrazione. Ma cazzo, ma se non sei concentrato nei primi 40 secondi, ma quando può stare concentrato? Scusi, voglio capire un errore che si fa negli ultimi 40 secondi, ma non nei primi 40 secondi. Guarda, sto più incazzato di tifosi del Milan, perché? Perché, porca miseria, poi queste cose, no? Poi se succedono nelle partite importanti, e parlo sia per il Milan sia per noi in nazionale, con chi ce l'ha mai pigliato? No, con Donnarumma no, perché ragazzi è un giovane, sta crescendo. È un portiere che dopo ha fatto belle parate, si è ripigliato un po', però comunque la partita ormai si è persa. Però cavolo, se queste partite importanti ci smetti lo zampino di quella maniera, voglio capire, non hai coperto il primo palo, sei usciti fuori dai pali, hai commesso un errore che ha determinato un rigore, ma questo errore qua è inaccettabile. Quando faceva Reina do Napoli oppure Buffon in da Juve, ragazzi, questi sono errori che anche il portiere, mo non ricordo il nome, il portiere del Liverpool l'anno scorso in finale di Champions League, dopo là proprio ce la passa proprio in coppia di piede, proprio con la mano, cioè, la kill è stata proprio, pare che è stata proprio venuto, non lo so. Però ragazzi, mi dispiace per Donnarumma, ma la cazzo di concentrazione la devi tenere almeno nei primi minuti, cavolo, come si fa? Io non lo so. Comunque Milan che poi ha dominato il gioco, anche se la Sampdoria ha avuto il pallino della pericolosità un tantino alla portata, perché giustamente partivano i contropiedi. Quagliarella, mamma mia, mostruoso Quagliarella, ma che ha fatto Quagliarella? Volessi indonare a Quagliarella, un ritorno, per favore. Comunque Quagliarella ha preso anche una traversa, poi c'è stato il VAR, un rigore su Piotek, ma c'era, non c'era, io credo che non c'era, perché comunque sfiora la palla, tocca la palla anche se non cambia la traiettoria, comunque non fa nulla per far cadere a Piotek, diciamo. Penso che è giusta così la decisione dell'arbitro. Ragazzi, è Sampdoria che ha giocato la sua signore partita. È una squadra tosta, anche noi abbiamo perso all'andata, è squadra tostissima, poi c'è un attacco spettacolare, ragazzi, per i tifosi del Milan mi dispiace, Donnarumma è forte, ma il Milan ha sempre tenuto portieri che avevano un grande nome, facevano grandissime parate, ma e poi si cadevano sulle stronzate, non ricordo a dita, madonna mia, mamma mia, dita, facevi citti stronzate, ma mettere in mano in dei capilla proprio, papere che come non mai, e poi ti facevi i miracoli che ti salvavano il risultato, e vabbè ragazzi, ma questo è, purtroppo l'errore del portiere determina questo, poi l'errore del centrocampista e dell'attaccante può determinare un vaffanculo.
Ma l'errore del portiere determina proprio gli assem, come diciamo a Napoli. Vabbè ragazzi, cadono le tenebre a Curitiba, ancora un tramonto per voi, ma stanno dietro, attendo, non si vede. Un abbraccio dal Brasile, sempre Forza Napoli, lasciate un like se vi è piaciuto, lasciate un dislike e dite il perché, iscrivetevi al canale, un abbraccio e un bacio come sempre, puntuale. Ci vediamo domani per il prossimo video tra Roma, Napoli. Come finirà? Ah, Juventus già vinto.